Benvenuti, oggi è venerdì 13 dicembre 2014. Il sole sorge alle 7.05 e tramonta alle 16.42. La luna sorge alle 14.49 e cala alle 4.55. La Chiesa oggi celebra Santa Lucia. Il nome Lucia ha origine latina e significa luminosa, splendente. Oggi, 13 dicembre, è la giornata mondiale del violino. Ogni anno in questa data si svolgono molteplici iniziative per promuovere il più famoso degli strumenti ad arco sui social media e sulle piattaforme di comunicazione con l'hashtag World Violin Day. Questa ricorrenza viene celebrata nei diversi continenti, ma è particolarmente sentita a Cremona, che vanta di essere la capitale mondiale della liuteria, con oltre 150 botteghe, e viene da qui anche un tesoro della storia misteriosa, il cannone di Niccolò Paganini, un violino che si stima avere un valore economico di circa 80 milioni di euro e viene custodito a Genova, a Palazzo Tursi, in una teca blindata che lo mantiene a temperatura costante per preservare l'elasticità del legno. Festeggia ben 99 anni l'attore americano Dick Van Dyke. È noto per la sua partecipazione al film Mary Poppins, in cui interpretò lo spazzacamino Bert e il gestore della banca di Londra, il signor Dewis, e in seguito per il ruolo di protagonista nella serie TV Un detective in corsia. Sono 65 le candeline per Mario Tozzi, uno dei più celebri volti della scienza in Italia. Ricordiamo le sue trasmissioni Geo and Geo, Gaia, il pianeta che vive e Sapiens. La talentuosa Taylor Swift festeggia i suoi 35 anni. Diventata miliardaria grazie al successo del The Eras Tour, tournée che tocca gli stadi di tutto il mondo, nel 2023 è stata eletta Person of the Year dalla rivista Time, contando oltre 29 miliardi di riproduzioni per i suoi brani. Il gelato ha parlato fin dalle sue lontane origini una sola lingua, l'italiano. E fu proprio un italiano a cambiare per sempre il modo di gustarlo. L'emigrante Italo Marchioni, marchigiano d'origine, il 13 dicembre del 1903 ricevette negli USA il brevetto del cono gelato. Ma è possibile fare sport sulla Luna? Era il 1971 quando vennero disputate le prime Olimpiadi lunari. Nel primo caso gli astronauti Mitchell e Stifford si sfidarono in un tiro a golf e in un lancio di giavellotto, dove al posto del giavellotto venne utilizzato un pezzo di strumentazione. Il secondo caso coinvolse invece Charlie Duke e John Young, che per poco sventarono una tragedia, in quanto decisero di cimentarsi nel salto in alto, ma senza tener conto del peso dello zaino, che fece cadere Duke, che atterrò sulla schiena. Lo zaino non era stato di certo progettato per resistere ad una simile caduta, dal momento in cui conteneva sistemi per il supporto vitale. Per fortuna tutto si risolse in un aneddoto da raccontare. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna si congiunge a Urano e Venere tenta di dialogare con Mercurio. Cosa accade nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete. La Luna oggi vi porta a spese impreviste, qualcosa che potrebbe però cambiare anche in senso positivo in maniera imprevista la vostra situazione domestica o economica. Toro. La Luna incontra Urano nei vostri gradi e con i sogni di Nettuno e il trigono di Plutone
Leone promette di far avverare qualche desiderio veramente molto interessante, magari una sorpresa inaspettata dal partner che vi fa riprendere fiducia e quota. Gemelli, è una giornata oggi che prevede una luna molto elettrica proprio nella casa delle vostre sensazioni, quindi ascoltatele bene, ma non fatevi troppo trascinare poiché Saturno e Sole vi chiedono molta concentrazione al lavoro. Cancro, una giornata oggi in cui la vostra luna si congiunge a Urano, una luna elettrica geniale che potrebbe farvi avere il lampo di genio che vi serve per trovare un accordo tra voi e il partner oppure per mediare lavorativamente con una soluzione che sembra proprio un coniglio tirato fuori dal cilindro. Bravi! Leone, una giornata oggi che prevede una luna molto elettrica e molto quadrata, ovvero nemica. Nervosismo per voi, un sottile nervosismo e un'ansia di avere certezze dal partner, forse qualche gelosia, o forse vi capiterà di capire che al lavoro non sempre le sensazioni sono armoniche. Vergine, la luna oggi è molto generosa con voi proprio perché non solo vi manda quel lampo di genio e quell'illuminazione necessaria, ma anche perché Venere con Mercurio riesce a dialogare, quindi col vostro pianeta, e troverete la forza per dichiarare dei sentimenti, per dire qualcosa di importante e per farvi rispettare. Bilancia, una giornata oggi che prevede la vostra Venere fare pace con Mercurio e cominciare a instaurare un dialogo. Oggi inizia un po' un corteggiamento importante nella vostra vita amorosa per quello che riguarda la vostra vita pratica. Buone notizie in arrivo. Scorpione, il cielo di oggi è un cielo molto complesso, la luna congiunta a Urano in opposizione vi danno proprio quella sferzata di energia che vi serve, intanto a distogliere lo sguardo dalle solite cose, secondo per concentrarvi un po' su un colpo di fulmine appena accaduto. Forza Scorpione. Sagittario, giornata oggi molto interessante proprio perché il reticolato planetario riguarda anche voi con un Marte in trigono a Mercurio e una bella Venere che finalmente riprende i dialoghi con Mercurio dinamizzandolo un po' e facendolo parlare un po' d'amore. Capricorno, per voi il cielo risulta abbastanza sereno, piacevole e immediato. Uno scatto in avanti dettato da un bellissimo trigono della Luna vi dà, soprattutto a quelli della terza decade, una marcia in più. Oggi potreste prendere in mano una situazione e sorprendere tutti con una vostra decisione. Acquario. La Luna oggi è poco generosa con voi, è congiunta a Urano, il vostro astro, sì, ma rimane in quadratura, per cui oggi metterete in dubbio, in discussione tutta una serie di sentimenti, un po' come a voler fare l'avvocato del diavolo contro chi vi dice di amarvi. State attenti. Pesci, giornata oggi molto rivelatoria proprio perché vi potrà capitare di assistere a qualche piccolo tradimento comunicativo che denuncia tutta una serie di intenzioni che sospettavate essere tali ma che finalmente vengono fuori. Ancora una volta il vostro intuito aveva ragione. Il massacro di Nanchino è la pagina più triste della lunga e sanguinosa seconda guerra sino-giapponese. Il 13 dicembre 1937 l'esercito nipponico conquistò Nanchino, allora capitale della Repubblica di Cina. Da quel giorno e per 6 settimane gli occupanti si abbandonarono alle forme atroci di violenza. Nel corso delle esecuzioni sommarie persero la vita 200.000 persone, in gran parte civili. È capitato sicuramente a tutti di non riuscire a trattenersi, ma avete mai sentito come gli inglesi indicano questo atteggiamento? L'espressione che utilizzano è fly off the handle, che letteralmente significa volare fuori dalla maniglia. Quanto pare in passato le asce, non essendo di particolare qualità, potevano rompersi in 2 parti durante l'utilizzo, volando via dal manico. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. La matta del giorno è Mary Lincoln, moglie del 16° presidente degli Stati Uniti.
Il dolore per la morte di 2 dei 4 figli, unito alla perdita di alcuni fratelli durante la guerra di secessione e ai doveri imposti dal ruolo di First Lady, fecero cadere la signora Lincoln in un profondo stato di depressione. Si ricordano le sue esplosioni di collera in pubblico, il suo interesse per lo spiritismo e le sue visioni di fantasmi erranti per le stanze della Casa Bianca. Ci salutiamo con la frase del giorno. Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L'audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora. Siate audaci, sognate in grande e cominciate a fare quello che vi fa stare bene, proprio durante questo weekend che è appena iniziato. Noi ci vediamo domani. Buona giornata dalla vostra Martina.